mesi, poi 4, poi 5, poi 6. Adesso sono arrivato a 9 mesi, no, 7 mesi vado in Australia, 8, 7, 8 mesi. E quindi è un mondo Io ho un anche... festival però mi sono rifatto col pianoforte anche perché ho un festival, ho inventato il mio festival. Che si chiama, scusa, diciamo Beethoven Festival a Beethoven Melbourne. Festival a Melbourne. Oh. A 15 anni, ma il grande mio festival di tutta la musica, diciamo, qualsiasi genere, orchestre, cori, tutto, dal 1200 fino ai tempi nostri. È il festival di Ballarat. Di Ballarat. Sì. Che mi dicevi addirittura si fanno 2 concerti al giorno, 3? 3 concerti al giorno, mattina, pomeriggio e cucina la sera. E cucina. Io vorrei anche informare... 30 concerti in 10 giorni. I nostri ascoltatori che sei tra l'altro anche appassionati di cucina. Sì, no? ma 25 anni l'anno prossimo. 25 anni ha fatto questo festival. L'anno prossimo sarà il 25esimo. Quindi sarà un grande... Perché tutti dicevano, il festival di musica classica dura 10 anni e poi... 25 anni. Dopo 10 anni cresceva, dico no, il mio festival non finisce adesso. Chissà quando finirà, siamo arrivati a 25 anni adesso. 25 anni, quindi con programmi poi vastissimi. Sì, sono aperti anche con i concerti d'organo, concerti di pianoforte, organo, orchestra, passioni di Bach, tutto. Gli organi in Australia sono degli organi che hanno una buona sonorità, come sono? Certo, sono organi inglesi naturalmente, ma però abbiamo avuto anche un organaro a Melbourne nel 1850-60, dove ho ucciso anche io un disco lì, questo organaro studiò in quel tempo lì in Francia proprio l'organaria e ha fatto dei bellissimi organi con la timbrica francese un po'. E ne ha uno speciale, proprio l'organo di César Franck, bellissimo. Però proprio faceva organi meccanici con impronta un po' di sonorità tipiche inglesi, no? Ispirate un po' anche a qualche organo italiano antico di Ma è tempo. in Australia che c'è anche l'organo più grande del mondo, mi sembra? Sì, uno dei più grandi del mondo, a Sydney. Quante canne ha? Avrà... non so, di 20.000. 27.000 canne. E questo sono organi tra l'altro che hanno lui ha 64 piedi, la canna più grossa. 64 piedi? È grosso un tubo così grande, alto 60. E lì andrebbe bene, sicuramente potrebbe suonare la famosa passacaglia, che poi è un tuo cavallo di battaglia, la passacaglia di Bach. Solo gli ultimi accordi fino butti giù lontano. Si butta giù Melbourne, credo. Ho fatto un concerto. Un concerto ho fatto su quell'organo lì di Sydney, un concertone grosso, che alla fine ho fatto una fantasia fuga di Reger e alla fine ho messo i 64 piedi e lampadario del Town Hall cominciava a muoversi. Si muoveva. Tutti che guardavano sopra, ho tirato via. Dico che non mi venga la parlare in testa. E poi tra l'altro sei conosciuto soprattutto per il virtuosismo del punta-tacco, si dice, no? Andava molto di moda tanti anni fa. La pedaliera. Sì, andavano in moda. Gli organi meccanici non esistevano gli organi antichi meccanici belli, no? Che li abbiamo preservati come quello di Calido. Poi l'arte organaria ha arrivato la luce elettrica e dico è meglio che facciamo la meccanica elettrica, cioè con un contatto elettrico. Che disastro. No, è come suonare un campanello elettrico e uno a mano che tiri. Ma non si capiva, dice che bellezza, però andavano forse bene per un certo repertorio romantico moderno. Ma dopo si è capito che non doveva essere più, difatti non fanno più, rarissimi fanno organi adesso. Io ti ho sentito suonare più di qualche volta appunto la passacaglia di Bach, che è un grande capolavoro, credo, insomma. Sì, lo hai inciso, qui vedo che c'è un'incisione anche di questa passacaglia. Un organo stupendo. Che organo è questo? Un organo Radetzky Radetzky? Radetzky fatto a
sì, Meolo di Venezia, vicino io- qua a Treviso anche. È uno dei più bei organi che sono stati fatti negli ultimi, diciamo, 20 anni. Quindi a Passacaglia, Sì, che sì. tra l'altro sì, è una Cioè, forma io ho voluto un organo giusto, giusto no? proprio per questo tipo di forma. Per suonare Bach, non può suonare. Certo. Cioè, perché sennò Bach ci vuole, tanto ci vuole i registri, sonorità Certo. belle, classiche, no? E poi ci vuole il pedale, il pedale indipendente, con i suoi tromboni, cioè tutto a posto. Mi dicevi anche che comunque il tuo cavallo di battaglia, ma insomma, fra i brani di Johann Sebastian Bach più rappresentativi e quelli che ti piacciono di più, proprio la Passacaglia, come capolavoro della storia. Sì, ma anche la toccata e fuga in Fa maggiore, E la toccata e fuga in Fa maggiore. anche quella è di un colosso, anche quella. Qual è il E brano che preferisci? Dopo c'è anche quella, la fuga tripla, quella, con 5 voci la fuga, cioè no, con 5 voci la fuga, Sì. ma poi il preludio diciamo è triplo, perché rappresenta il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, che poi arrivano sul finale della fuga. E, quella è la più grande fuga, preludio e fuga, naturalmente. La chiamano gli inglesi la Sant'Anna Fugue. Però il preludio è proprio la Santissima Trinità. E poi c'è il preludio fuga in Re maggiore, quello che è il pedale. Difficilissimo poi anche questo, bisogna calibrare bene punta attacco. Io l'ho fatto con un organo elettrico pneumatico sull'organo di Melbourne Hall. E ho inciso anche quello, fortunatamente l'hanno ripreso. È interessante sentire Bach con un organo pneumatico di quei tempi, no? Si usava, se avevi quello, se volevi suonare qualche Bach. Tra l'altro, mentre stai parlando, dalla regia abbiamo mandato dei piccoli immagini delle tue foto, alcune delle tue esperienze, ma migliaia e migliaia di concerti che hai fatto poi in tutto il mondo, perché forse è una domanda così un po' particolare. Qual è l'organo che ti dà veramente vibrazione, che ti ha lasciato dipende, un organo dipende. di una città o di un paese o che mi dà proprio, cioè io sono innamorato dell'organo di San Nicolò per le musiche. Stiamo a Treviso. Sì, per le musiche italiane, però non avendo un organo, diciamo, bacchiano, c'è uno bacchiano, ma ancora non ho avuto. Scusa, l'organo di Treviso di San Nicolò è cos'è? Una china? No? Callido. Un callido. Io ho fatto diversi. Quindi il callido è il mio organo, diciamo, di Treviso. Poi c'è un bellissimo organo in Duomo di Treviso, fatto da Radeschi, che ha fatto quello di Meolo, però non ho avuto ancora l'opportunità di suonarlo in pubblico. Bene, allora ancora un piccolo gioiellino che ci regala il maestro Sergio De Pieri, ci fa emozionare. Ho visto qui tra i tuoi CD addirittura che spazi, perché sei poliedrico in tutto, parti appunto anche dalla musica antica fino ad arrivare ai nostri giorni. I Ligeti è un mio autore. Ligeti. Ho visto una volta, ero un ragazzino del tuo allievo, il mio pezzo forte. Ho visto che c'era un brano che tu avevi suonato all'organo, c'erano le matite che si incastravano, si incastravano nei tasti. Era una fantasia per elettronica, musica elettronica. Sì, c'era la synthesizer, si chiamava. Synthesizer. Ho visto una matita che avevi collocato era i colori, nell'organo. Era una fantasia di colori. Sei sempre stato aperto, voglio dire, a ogni. Sì, a me piace molto. Ma qui vedo tra l'altro Sergio De Pieri suona Morricone al pianoforte, naturalmente. Sì, perché quando sono ritornato, un mio amico che suona la chitarra e che è famoso Massimo Scatulin, chitarrista, abbiamo avuto ospite anche qui. Mi mette sopra il pianoforte un giorno, viene lì, mi mette sopra il pianoforte dei spartiti di Morricone, degli arrangiamenti di Morricone, e dice: guarda un po' se ti interessa sta roba. E io ho provato. Dice: ma mi sono ricordato tutti i film che ho visto, no, di Sergio Leone.
mamma mia, sento l'armonica, quello che suona l'armonica, L'armonica, e sì, tutto, sì, sì. mi metto sulla, mamma, mi sono immagato subito. Col ti, col mi, la diesis, mi, la diesis. E col pianoforte facevo un certo, poi tiravo via il pedale, mi sembrava di suonarlo io, no? Mi sembrava quello che... Ma mi è venuto in mente, ma dico, guarda, mi sono informato, non c'è nessun disco per pianoforte, perché tutti gli arrangiamenti sono con l'orchestra, capisci? Non hanno i pezzi, nessuno che sappia io. Mi sono informato, guardato anche su YouTube, non c'è niente. Qui vedo appunto una decina di brani che tu hai registrato di Morricone. Senti, allora ci fai questo di ascoltare Sì, un brano al pianoforte sì, di una volta Morricone. c'era in America. Io con questo pianoforte posso farti solo sto pezzetto. Con questo pezzettino. E qui sì. Devi avere un'idea, no? E quindi Sergio De Pieri c'era una volta all'America. C'era una volta all'America al pianoforte. È un film di Morricone, di Morricone si chiama, uno dei film sui in America. Buon ascolto. E abbiamo ascoltato di Morricone Una volta c'era l'America, interpretato dal maestro Sergio De Pieri, al pianoforte e non all'organo, naturalmente, che è stato il suo primo amore, Chopin e il pianoforte, no? Possiamo dire così, vero? Sì. È vero. Ma ecco, ma nella tua lunga carriera hai avuto anche un'efficienza veramente di grande pregio che ci ha fatto, insomma... Sì, fare, è vero. È vero, nel 2004. Nel 2005. Sì. È proprio la regina. Ci puoi raccontare questa... sì, è un racconto anche interessante, sì, poi, no. mi sembra. Si chiama... Allora, in quel tempo era questa onorificenza, no? Non aveva un nome, era Sir in England, nell'Inghilterra. Eri in Inghilterra in quel periodo, no? In Inghilterra, perché questa deriva, questa onorificenza dall'Australia, ma l'Australia, la nostra, è la regina d'Inghilterra. Capisci? Noi avevamo... La regina d'Inghilterra dava questa onorificenza, e in Australia un suddito dell'Inghilterra, era Sir. Ma gli australiani adesso l'hanno cambiato, che si chiama OAM, che vuol dire Ordine Australia Medaglia,
che è una roba che nessuno capisce niente, no? Questi testoni. Non era molto meglio lasciare Sir? Allora qualcuno, per vendicarsi, qualche mio amico, nel YouTube ha messo Sir Sergio Di Pieri, perché OAM corrispondeva a questo titolo. E quando io ho visto, forse qualcuno si ricorda di quei tempi, perché è stato pochissime, cioè è stato, io credo che sia, non credo che ci sia un altro italiano in Australia, forse sono l'unico che ha avuto questo. L'unico che ha avuto questa. Che io sappia, può darsi che dopo che ne salta data fuori. Data mano dalla regina. Sì. Ecco, naturalmente è stata una non festa. È cosa da poco, No, una festa, perché ti chiamano quando ti danno questa onorificenza. Ho dovuto andare a Sydney, no? Su un parco stupendo, del governatore, nella casa del governatore. Era una donna in quel periodo, e lì ti fanno una festa, c'è un concerto prima, poi ti chiamano uno per uno, ti raccontano le storie che hai fatto. Me l'ha dato perché ho promosso tanti autori che erano sconosciuti, musicisti italiani, per esempio Frescobaldi, i Gabrieli, Merolo, eccetera. Conoscevano Vivaldi, ma tutti gli altri grandi musicisti del 600, del 500, Monteverdi per esempio. E io li ho fatti conoscere organizzando questi festival. E poi ero insegnante all'università per 10 anni a Melbourne, e ero potuto, attraverso la mia scuola, anche impostare gli esami di questi organisti, nei diplomi, preparandoli anche con la musica veneziana e italiana, soprattutto Frescobaldi, che era il mago dell'organo, Frescobaldi, nel 600, organista a San Pietro in Roma. Aveva in un concerto Frescobaldi 30.000 persone in quel tempo. Adesso ci sono 30.000 persone che ascoltano le grandi Beatles. E questa è una cosa che a volte non sappiamo il motivo, oppure, vabbè, tra virgolette, forse si può anche capire, però la musica è partita qua, è iniziata quasi dal Veneto, da Venezia. Venezia ha dato i natali a molte forme musicali. Anche. Sì, vuoi vedere la prima toccata per organo l'ho incisa io? E 2 paginette stupende di Andrea Gabrieli. Prima incisione mondiale di Andrea Gabrieli. Per tastiera. Meravigliosa. Non esisteva. Nessuna toccata. La prima toccata. È arrivato il messo il nome. Perché Bach ha imparato sicuramente. Anche. Bach conosceva tutti, conosceva Frescobaldi. Ma Bach anche Vivaldi. Bach e Vivaldi hanno preso poco lo stesso periodo più o meno, ma lui, Bach, ha copiato 5 concerti di Vivaldi trascritti per organo, si li ha trascritti lui, Bach ha trascritto. Famosi concerti appunto di Bach e Vivaldi. Bach e Vivaldi, sono bellissimi. Vedi, che bellissimi, lui se li ha trascritti per capire anche lo stile del concerto e come scrivevano gli italiani. Dopo lui è andato avanti per conto suo con quelle toccatone e fughe e tutto il resto che per me Bach è il più grande genio che sia mai esistito per me. Bene. Per me, va bene. Caro Sergio Di Pieri, il maestro di Farman Internazionale, per noi è stato un onore averti qui, siamo giunti un po' al termine di questa trasmissione. Poi hai parlato di musica con una simpatia, ma poi soprattutto con un'anima, una profondità meravigliosa. E questo è il messaggio, il tuo messaggio. Grazie Giorgio, grazie. Grazie a te maestro di essere venuto qui a trovarci. Naturalmente so che avrai un appuntamento importante in Australia, che tornerai in Australia per i 25 anni, mi sembra, del tuo festival. Sì, e quindi faremo l'apertura con San Matteo's Passion di Bach. Capolavoro, la passione. Secondo San Matteo. Aprirai con questa. Sì, l'apertura del festival. Va bene. Del mio festival. Del tuo festival, verrai a parlare qui poi dopo. E pensa che faremo la chiusura nella cattedrale di Ballarat. Pianoforte e orchestra, la chiusura col secondo concerto di Beethoven per piano e orchestra. Pianista? Chi si chiama?
Anthony Hallyday. Che è un australiano. Sì. Orchestra? E l'orchestra è l'orchestra di Melbourne. E l'apertura del concerto col nostro amico Paolo Tagliamento. Tagliamento, Tagliamento. col concerto che ha fatto a Vittorio Veneto. No. Concerto di Bruch, il numero Concerto 1, di per Bruch. violino e orchestra. Per violino. Che sono tutti i solisti di Radio Veneto 1. L'apertura del festival con lui. Fantastico. E la chiusura con Beethoven. Caro maestro Sergio, ci hai dato veramente delle grandi emozioni. Grazie. Ti ringraziamo ancora tantissimo. Naturalmente saluto tutti gli ascoltatori dagli studi di Radio Veneto 1, ancora un caro saluto e naturalmente spero di averti ancora grazie ancora Giorgio, grazie. Il grande maestro Sergio De Pieri, un pezzo di storia dell'organo e ci ha portato in tutto il mondo grandi soddisfazioni. Grazie ancora a te. Bentrovati cari amici amanti della cultura. Mancano pochi giorni allo spegnimento di molti editori locali, intorno ai 500. Editori che danno lavoro a circa 5.000 dipendenti, i quali a quanto sembra devono rimanere a casa perché non hanno il diritto, hanno il solo torto di lavorare per informare il territorio. È incredibile che in uno Stato fondato sul lavoro, con il popolo sovrano, come detta l'articolo 1 della Costituzione, venga negato il lavoro a chi svolge la propria attività per informare il popolo sovrano, che a quanto pare non ha il diritto di scegliere da quale organo di informazione del territorio deve essere informato. In virtù di quale principio costituzionale del pluralismo dell'informazione? A quanto pare anche l'articolo 21 della Costituzione o è stato abrogato o viene violato. Sarà certo d'aiuto l'ingresso in REA, nella nostra associazione in qualità di consulente economico e giuridico, del professor Antonino Galloni, che si è unito a noi nella difesa delle emittenti locali e della libertà di informazione per il bene della democrazia del nostro Paese, fondata su una Repubblica costituzionale. Se qualcuno avesse piacere di contribuire a difendere il nostro lavoro svolto in questi decenni per creare l'informazione, la cultura dell'informazione al territorio, la Costituzione e la democrazia, può ancora firmare la petizione lanciata dall'AREA, l'Associazione delle emittenti televisive e radiofoniche locali dei paesi dell'Unione Europea, per salvare le nostre radio e televisioni locali. www.reasat.eu. Arrivate subito. E passiamo ora alla nostra terza pagina. Siamo all'Auditorium Mario del Monaco della città di Villorba, municipalità sensibile come poco alla cultura, che comunque ci ha permesso, anche in assenza di pubblico, di realizzare, come da 7 anni a questa parte, i concerti d'inverno. E ospiti per questa nostra produzione uno splendido quintetto d'archi con pianoforte, il Giorgione, composto da Silvia Tessari, appunto al pianoforte, Miriam Daldon, primo violino, Mattia Tonon, secondo violino, Luca Volpato alla viola e Andrea Bellato al violoncello. Saranno interpreti di un programma superlativo. Inizieranno con Luigi Boccherini, se non il primo ad essere considerato virtuoso del violoncello, di certo tra i primi che la storia della musica ricordi, anche per la sua geniale opera innovatrice della tecnica di questo prestigioso strumento. È lo storico componente della prima formazione in quartetto mai conosciuta, Nardini e Manfredi, violinisti, Cambini, violista,
e Boccherini, il quale è anche ben noto per essere il creatore del primo quintetto in versione moderna. Un mito considerato l'ultimo erede del Settecento strumentale italiano e il vero precursore di quello che è poi divenuto il romanticismo. Se ci è permesso un sorriso, di lui permane un dilemma. È stato il grande lucchese di Spagna o il grande spagnolo di Lucca? Giusto appunto per sorridere e dare il senso dell'immensità di questo nostro grande musicista. Ebbene, di Boccherini ascolteremo il quintetto numero 12 in Do maggiore per pianoforte e archi, opera 57 numero 6 G418, nei tempi allegretto, un poco presto, marcia, lento, utilizza la marcia notturna delle strade di Madrid, dal quinto movimento del quintetto opera 30 numero 6 G324, e polonaise, allegretto. A seguire la poesia in musica di Robert Schumann, forse il primo compositore a favorire una concezione rivoluzionaria, quella di portare la musica per pianoforte e archi in una simbiosi mai prima riscontrata, se non per i soli archi. Nel quintetto opera 44 si inizia a percepire un'idea della scrittura, se si può dire, sinfonica, con intonazione più alta, oseremmo dire volta a quel idealismo romantico sviluppato bene poi da Brahms. Ascoltiamo quindi di Robert Schumann il quintetto in Mi bemolle maggiore per pianoforte e archi, opera 44, nei tempi allegro brillante, in modo d'una marcia, un poco largamente Mi bemolle maggiore, agitato in Fa maggiore, scherzo molto vivace, trio primo et secondo in Mi bemolle maggiore, allegro ma non troppo in Do minore, Mi bemolle maggiore. Prima del concerto Andrea Bellato, il violoncellista del quintetto Giorgione, mi aveva confidato che gli sarebbe piaciuto dedicare questo concerto ad una persona di famiglia a lui particolarmente cara. Ascoltando il quintetto durante la registrazione mi ha colpito la bellezza del primo tempo, l'allegro brillante, un delicato susseguirsi di alternanze e al tempo stesso una dinamica che mi ha fatto pensare agli umori cangianti dello scorrere della vita. A mio modesto modo di vedere, ideale per un tenero, discreto pensiero fatto in musica ad una persona cara e sempre e comunque presente. Credo che a noi tutti faccia piacere fermarsi un attimo e volgere un importante pensiero a chi abbiamo amato e continuiamo ad amare. La cultura deve servire anche a questo. Ebbene, dal quintetto in Mi bemolle maggiore per pianoforte e archi, opera 44 di Robert Schumann, l'allegro brillante come bis, dedicato a chi noi sappiamo. Buon ascolto e a dopo.